Sport finalizzato al miglioramento della condizione carceraria e del trattamento dei detenuti attraverso un progetto voluto dal CONI nazionale e attuato di recente dal CONI Veneto, in sintonia con il CONI Padova per aiutare i detenuti a diventare allenatori e arbitri di basket e di volley. Questo è lo scopo che ha motivato il CONI ad intraprendere l'iniziativa che è entrata ufficialmente a Due Palazzi di Padova per inaugurare anche la palestra che ospiterà una serie di gare di pallavolo e di pallacanestro con squadre esterne che daranno il via a questo felice esperimento all'interno del carcere. Iniziativa lungimirante che ha permesso, grazie anche allo stanziamento del CONI, di rendere fruibile e attrezzata per gare ufficiali la palestra. Credo che sia un momento molto importante perché sono dei progetti che il CONI Roma sta portando avanti con grande entusiasmo per portare anche in luoghi così chiusi i valori dello sport. L'associazionismo, stare assieme, divertirsi in modo da non andare in depressione e quando magari è scontata la pena questi uomini, questi ragazzi sanno che lo sport può essere loro di aiuto per recuperare una vita magari che nella prima parte è stata perduta. Ho visto delle persone mi sembra belle che lo hanno fatto con entusiasmo, che hanno aderito a questo progetto e che lo hanno fatto con passione. Credo che questo sia una cosa molto importante per lo sport italiano. Entrare nelle carceri con dei progetti non è facile, però qui a Padova abbiamo trovato da parte della direzione, da parte dei responsabili del settore un'accoglienza e un entusiasmo che ci ha dato la possibilità veramente di portare diciamo un'aria nuova in un'Italia difficile, in un momento così difficile, portare dei progetti innovativi come questo credo che sia importante. Un ultimo richiamo. Non dimentichiamo che lo sport può essere un elemento indispensabile per la crescita dell'Italia, non è solo il divertimento di 300.000 volontari del Veneto, lo sport è un impegno che facciamo in ogni occasione. Lo sport entra in carcere per riconoscere tutto il percorso che hanno fatto i nostri detenuti e il CONI con i propri istruttori. Oggi è importante perché abbiamo consegnato gli attestati, abbiamo dato riconoscimento a queste persone del percorso che hanno fatto e dei risultati ottimi che hanno ottenuto. Il motivo è quello di crescere perché facendo sport si imparano le regole, facendo sport si impara a rispettare l'avversario e non il nemico, tanto per sottolineare, e così si impara a crescere tutti insieme, si acquisisce uno stile di vita completamente diverso. È stata una giornata insolita e nello stesso tempo inedita per la delegazione del CONI che ha varcato i cancelli del Due Palazzi con lo scopo di consegnare gli attestati di partecipazione ai corsi a cui hanno preso parte una dozzina di detenuti con tecnici federali che hanno permesso di raggiungere questo insolito traguardo attraverso dei detenuti che hanno dato la loro disponibilità ad integrarsi nello sport. A loro sono state fatte indossare anche le maglie bianche personalizzate del CONI, appositamente realizzate. L'iniziativa nasce dal CONI che ha avuto questo grande gesto di sensibilità nei confronti delle persone che vivono in questa casa circondariale. Io ho accettato con grande entusiasmo proprio per provare a vivere un momento di rapporto personale con persone che vivono una realtà completamente diversa. Mi sono trovato bene, il rapporto è stato buono e ho sentito la disponibilità da parte di tutti di continuare. Spero che il progetto possa continuare, quindi io darò la mia disponibilità ad essere presente anche l'anno prossimo. Bellissima, un bel corso, mi piacerà partecipare a questo corso qua. È un corso, mi piaceva partecipare a fare questo corso qua perché avevo fatto da piccolo a scuola questo corso qua, è una bella attività per noi e per tutti i detenuti, è una bella cosa. Lo facevo finché anche fuori. Tutto qua. Per l'Istituto di Detenzione Padovano il CONI ha stanziato la somma di oltre 6.000 euro con i quali sono stati acquistati i materiali necessari a rendere fruibile la palestra
al basket e al volley, cioè la rete, i canestri ed altro materiale per dotarle anche di segni di delimitazione del campo di gioco. Abbiamo chiuso con questa giornata un anno di lavoro. Abbiamo preparato l'impianto interno del carcere Due Palazzi per l'attività del pallavolo e del basket, preparando allo stesso tempo i tecnici per l'allenamento e gli arbitri per l'arbitraggio. Adesso inizieremo subito con le prime partite con squadre esterne, anche per valutarne le capacità delle squadre interne. Essendo 7 piani il settore del carcere, più di 1200 ragazzi potranno attingere a questo tipo di attività. Io mi auguro che l'impianto che il CONI ha offerto in toto sia servito e serva per il futuro per portare nella buona via questi ragazzi. Il primo appuntamento con la realtà è in programma entro il mese di giugno, quando saranno organizzate alcune partite con altrettante squadre esterne alla casa di reclusione dei Due Palazzi, che porterà a facilitare il recupero e il reinserimento sociale delle persone sottoposte al regime carcerario attraverso lo sport, con lo scopo di migliorare la condizione psicofisica. Insomma, lo sport, alla pari degli altri lavori, che del resto sono già attivi a Due Palazzi, sono un elemento che fanno la differenza nella vita quotidiana del recluso, al quale si apriranno con questo progetto anche nuovi spiragli di vita.